proroga al centro sociale Django continua ad agitare la maggioranza di Kasugana. Parole durissime dal circolo di Fratelli d'Italia. Il centro sociale Django dovrà scomparire. Dopo la sicurezza, nuovo terreno di scontro tra alleati. Blitz della Guardia di Finanza in un garage privato a Tarso. Scoperta un'officina completamente abusiva senza partita IVA né autorizzazioni, sequestrate le attrezzature, nei guai il titolare. Continui messaggi e regali non richiesti ad una collega con disabilità che, esasperata dalle avance, ha deciso di denunciarlo. La vittima, una quarantenne, il persecutore un cinquantenne, ora a processo per stalking. A Visnadello i funerali di Alberto Ezechiadi, l'orefice di 53 anni trovato senza vita nel suo negozio in Centinaia. Alla cerimonia il rombo delle moto ha accompagnato il feretro in chiesa. Direttore generale della sanità trevigiana dal 2016 al 2026, Francesco Venanzi a fine mese lascia l'ULSS 2. Oggi la presentazione del bilancio di mandato. Addio ad Antonio Confortin, storico sindacalista della UIL e presidente dell'ente Parco Sile. Mercoledì alle 15 funerali a Casa Corba di Vedelago. Inaugurazione in via Castellana del nuovo centro direzionale di MOM, la società di trasporto pronta alla nuova stazione all'ex Quor, ma bisogna aspettare che le ferrovie chiudano il cantiere di Piazzale Duca d'Aosta. Vetrina impareggiabile e inimmaginabile per la montagna bellunese. Questi sono stati i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, chiusi ieri all'Arena di Verona con una cerimonia di rara bellezza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dicevamo i fatti, ma anche le polemiche, i nuovi fronti di scontro all'interno della maggioranza di centrodestra. Siamo dunque a Kasugana, dove tiene banco la proroga al centro sociale Django, proroga che continua ad agitare la maggioranza, con il circolo trevigiano di Fratelli d'Italia che rilancia con parole durissime dicendo che il centro sociale Django dovrà scomparire. Questa l'espressione utilizzata in una nota dopo la sicurezza, nuovo terreno di scontro tra alleati. Oggi sul tema è ritornato anche il sindaco Mario Conte. Bisognerebbe attentamente leggere il labiale per capire che cosa si sono detti, peraltro facendo trapelare un certo nervosismo il meloniano Claudio Borgia e il leghista Mario Conte a margine della presentazione dei nuovi spazi della MOM. Certo, il caso di questi giorni che agita la maggioranza è la proroga di 2 anni del centro sociale Django all'ex caserma Piave, prolungamento che lo stesso primo cittadino torna a spiegare in questi termini. È una proroga tecnica di 2 anni che non vede né il passaggio in giunta né il passaggio in Consiglio Comunale, ma è una proroga tecnica che è stata mandata avanti dagli uffici perché spettava al Django, così come è spettata a tutti coloro che hanno avuto dei rapporti. Insomma, non c'erano alternative, dice il sindaco, rivolgendosi espressamente ai componenti di Prima i Trevigiani, comitato vicinissimo al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, che non solo ha chiesto lo sgombero, ma poi ha pubblicato sui propri canali social una foto realizzata con intelligenza artificiale, da un lato Mario Conte, dall'altro la passionaria del Django Gaia Righetto, quasi abbracciati in una corresponsione di politici sensi. Uno sfottò con tanto di musica, qua qua qua, l'eloquente ritornello. Decisamente troppo per il diretto interessato, che non vuole rimanere con il cerino in mano e che dopo una risposta via social svela pure un retroscena. Io ho incontrato sia Nassim Ben che Campion, che sono i 2 riferenti di Prima i Trevigiani, nel mio ufficio, dove è stata illustrata la realtà, dove è stato spiegato la linea e dove abbiamo anche condiviso che abbiamo 2 anni di tempo per mettere in piedi un progetto di co-housing sociale proprio in corrispondenza dell'ex caserma Piave. Quindi non capisco la polemica. Tra l'altro è stata illustrata alla maggioranza ed è stata illustrata anche al capogruppo Bertolazzi, quindi evidentemente manca un po' di comunicazione al loro interno. Comunicazione o no, dalla galassia di Fratelli d'Italia non c'è nessun arretramento, anzi si rincara la dose. Dal circolo cittadino la presidente Marina Bonotto è durissima: il centro sociale Django dovrà scomparire. Scrive testualmente in una nota, dicendo anche che la nuova scadenza non può trasformarsi in un lasciapassare permanente. Chi anima Django, afferma Bonotto, trovi un immobile sul mercato e paghi l'affitto. E quindi, dopo le polemiche interne per la zona rossa, un nuovo fronte fa scricchiolare Kasugana.
Aggiunge il carico da 90 l'avvocato trevigiano Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, perché il nodo non è soltanto politico, è anche giuridico, è soprattutto giuridico, stando almeno alle parole di Fabio Crea, che dice che la legge applicata da Kasugana nei confronti del centro sociale non prevede alcun automatismo. Io non faccio una valutazione politica, assolutamente, si è già espresso il coordinatore comunale del Circolo di Fratelli d'Italia, faccio solo una valutazione, mi è stato chiesto solo una valutazione tecnica in punto di diritto e ritengo che debba essere questa, e cioè il fatto che non esista una norma che obblighi la proroga, quindi non rende automatica la proroga della convenzione, perché non si applica tale norma a quelle che sono le convenzioni di comodato ad uso gratuito come quella dell'Open Piave. Quindi ritengo che non sussistesse una obbligatorietà nella proroga, quindi è stata una scelta legittima dell'amministrazione. Non c'era nessun automatismo? No, non c'è nessun automatismo, tanto è vero che a quanto mi consta non c'era neanche una richiesta di proroga da parte dell'associazione. Da un punto di vista tecnico ritengo che la norma non cogente, non obbligatoria, rendesse quantomeno, desse spazio per una discrezionalità che è quella che l'amministrazione ha ritenuto di applicare. Quindi se c'era la volontà politica si poteva addivenire ad una soluzione diversa, quindi a non prorogare l'uso degli spazi. Ma questa è una valutazione che aspetta l'amministrazione, che aspetta agli alleati, quindi al coordinatore comunale di Treviso, che è l'organo politico del partito alleato. Il fronte quindi, lo capite, resta aperto, apertissimo, ma veniamo alla cronache, al blitz della Guardia di Finanza che è scattato in un garage privato a Tarso, scoperta un'officina completamente abusiva, senza partita IVA né autorizzazioni, sequestrate le attrezzature, nei guai è finito ovviamente il titolare. Un garage trasformato in un'officina meccanica clandestina è quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza durante un controllo nel comune di Tarso. All'interno dell'autorimessa di un'abitazione privata era stata allestita una vera e propria autofficina completa di strumenti professionali per la manutenzione e la riparazione di veicoli. L'attività però risultava completamente sconosciuta al fisco. L'impresa non risultava né essere iscritta al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, né aver effettuato la segnalazione di inizio attività al competente ente locale. Inoltre ulteriori approfondimenti hanno evidenziato che l'officina operava anche senza partita IVA. Al momento dell'intervento degli uomini delle Fiamme Gialle, il titolare quarantenne stava lavorando in un'auto lasciata da un cliente pochi minuti prima. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature utilizzate per l'attività di autoriparazione e alla contestazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. È stata richiesta e ottenuta all'Agenzia delle Entrate un'apertura di una posizione IVA d'ufficio, che è il presupposto essenziale per poter ricostruire il volume d'affari e ricondurre a tassazione tutti i ricavi che il titolare guadagnava da questa attività. Grazie alla documentazione contabile rinvenuta durante il controllo sarà possibile determinare i redditi non dichiarati e procedere al recupero delle imposte dovute. Ora la posizione del titolare è al vaglio dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà ricostruire il volume d'affari realizzato nel tempo. Ha perso il controllo della propria macchina ed è finito dentro un fossato. L'incidente è avvenuto ieri sera verso le 22:30 lungo Via Grande di Mignagola, siamo nel territorio comunale di Carbonera. L'automobilista, una 37enne della zona, è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura riportando lesioni fortunatamente non gravi. Estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, è stato trasportato con l'ambulanza del 118 all'ospedale Cafoncello, presente per svolgere
i rilievi e gli accertamenti del caso, anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Roncade, la squadra dei vigili del fuoco ha anche provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sempre sulle strade della Marca trevigiana, scontro tra due auto lungo via Bassanese, siamo ad Asolo poco prima delle 13 di oggi. Il bilancio del tamponamento tra una monovolume e una Fiat Punto è di 3 persone rimaste ferite. Una donna 35enne di Mussolente nel Vicentino ha perso i sensi dopo l'incidente ed è stata assistita dal personale sanitario di Pedemontana Emergenza e trasportata all'ospedale di Castelfranco Veneto con un codice di media gravità. Ferite nell'urto 2 persone, un giovane di San Zenone degli Ezzelini di 25 anni accompagnato dai genitori all'ospedale per alcune ferite al volto e una donna di Fonte del 1981 che ha riportato un trauma toracico ed è stata accompagnata in ospedale dal fratello. Sul posto anche la polizia locale dell'Asolano per tutti i rilievi del caso. Veniamo alla cronaca giudiziaria. Continui messaggi e regali non richiesti a una collega di lavoro con disabilità che, esasperata dall'avance, ha deciso di denunciarlo. La vittima è una quarantenne, il persecutore invece una cinquantenne che ora è a processo per stalking. Volevo solo corteggiarla, è questa la giustificazione di un cinquantenne accusato da una collega di atti persecutori. L'uomo ora è a processo per stalking. I fatti sono accaduti tra ottobre e dicembre 2021. La vittima è una quarantenne con disabilità che aveva iniziato uno stage in un'azienda. L'uomo, dopo aver carpito il suo numero di telefono, l'aveva letteralmente travolta da messaggi e regali non richiesti e non voluti. Non erano bastati i rifiuti della donna per far desistere l'uomo, costringendo la quarantenne, esasperata, a rivolgersi ai vertici dell'azienda che l'avrebbero invitata ad interrompere ogni contatto con il collega. L'uomo sarebbe stato successivamente spostato di ufficio. A quel punto, secondo la vittima, il collega le avrebbe inviato insulti e improperi. Così si è rivolta a Telefono Rosa. Dopo alcune settimane avrebbe formalizzato la denuncia, dando avvio al procedimento penale in cui si è costituita come parte civile assistita dall'avvocato Antonella Picco. L'uomo non sarebbe nuovo a questi fatti, era già stato condannato in passato per persecuzioni contro un'altra donna fragile. Tentata truffa con la tecnica dell'abbraccio ad Arcade. A segnalarlo con un post proprio il comune. È accaduto fuori dal cimitero. Una donna si è avvicinata ad un uomo, sono una badante, avrebbe detto alla vittima, tentando poi di abbracciarlo. Più volte avrebbe cercato il contatto fisico, ma il cittadino non ci sarebbe cascato, allontanandolo immediatamente e segnalando l'accaduto. Si tratta di un comportamento tipico di chi mira a distrarre la vittima, è scritto nel post del comune di Arcade, con l'intento di sottrarre gli effetti personali. Invitiamo tutti i cittadini a prestare massima attenzione, l'appello del comune. Intanto sono già state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un nome chiaramente alla donna che ha tentato questa truffa. Sempre per la cronaca mattinata di mobilitazione all'ingresso di San Biagio di Callalta per lo sversamento di gasolio nel canale Vaglio dopo un banalissimo incidente. Sul posto vigili del fuoco, ARPAV, sindaco, polizia locale, sono state posizionate delle barriere assorbenti. Hanno operato per diverse ore a ridosso della Postumia lungo il canale Vaglio i vigili del fuoco di Treviso, accorsi per una perdita di gasolio da una cisterna all'ingresso di San Biagio di Callalta. La concatenazione di eventi che ha portato allo sversamento nella tarda mattinata è stata del tutto fortuita. Un mezzo impesante che stava transitando lungo appunto questa laterale della via Postumia ha accostato per far transitare un altro veicolo e, accostandosi, purtroppo ha urtato un manufatto, provocando la rottura della cisterna che ha riversato del gasolio nel giardino di un'abitazione privata. È stata una bruttissima coincidenza, una fatalità che non doveva assolutamente succedere. Sul posto, accanto al sindaco, gli agenti della polizia locale e poi i tecnici dell'ARPAV per capire l'entità dei danni e dell'inquinamento. Di certo lo sversamento è stato cospicuo, forte l'odore di gasolio. Ci sono questi pannelli assorbenti che sono stati appunto posizionati proprio perché il drenaggio del giardino in qualche modo ha riversato
versato su questo piccolo corso d'acqua, ecco. Però per evitare appunto che il danno potesse diffondersi, subito sono stati posizionati in modo tale appunto da limitare in una zona molto circoscritta. L'evoluzione della macchia è stata sorvegliata per tutto il giorno. ARPAV, Vigili del Fuoco Comune sono in stretto contatto. Nel caso poi faremo le dovute ordinanze, però in questo momento non sembrano esserci. Ovviamente tutto viene costantemente monitorato. Direttore generale della Sanità Trevigiana tra il 2016 e il 2026, Francesco Benazzi a fine mese lascia l'ULSS 2. Oggi la presentazione del bilancio di mandato dei 10 anni che hanno visto una profondissima trasformazione della sanità della Marca. La soddisfazione più grande, dice, la nuova cittadella, ma soprattutto aver portato l'università a Treviso. Facciamo il punto nel servizio di Marta Marangon. L'unificazione delle 3 ULSS, la cittadella sanitaria, la gestione della pandemia, le case di comunità e l'università di medicina. 10 anni che hanno visto il cambiamento del volto della sanità trevigiana, raccontati da Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, nel tracciare il bilancio del suo mandato in scadenza a fine mese. 880.000 cittadini, 9.500 dipendenti, 6 ospedali e 4 distretti sociosanitari. Solo nell'ultimo anno sono stati gestiti 98.300 ricoveri, 298.000 accessi al pronto soccorso, 300 milioni di euro investiti in infrastrutture e tecnologia. Un bilancio raccolto in un volume, Avrò cura di te, ed un video emozionale sulle note di Battiato. E guarirai da tutte le malattie. 10 anni sui quali la pandemia ha avuto sicuramente un impatto fortissimo. È stato un periodo difficilissimo, 2 anni e mezzo dove veramente si è combattuto contro un nemico quasi invisibile. Poi ci è andata bene, ringraziando Dio. Poi chiaramente l'invecchiamento della popolazione, quindi ci siamo attrezzati per cercare di dare delle risposte alle persone anziane. In una provincia che vanta il primato europeo per la speranza di vita alla nascita, 84,3 anni, fondamentali gli investimenti per le nuove strutture. La cittadella chiaramente sanitaria di Treviso, l'ospedale nuovo e l'ospedale costruendo quasi in fase finale di Conegliano. Poi le case di comunità, eccetera. Credo che è il personale che ci ha dato molte soddisfazioni. Ma il motivo di orgoglio più grande per Benazzi è legato alla formazione. L'avvento della facoltà di medicina a Treviso, i 6 anni, tant'è che a fine 2026 avremo 90 studenti laureandi del corso di Treviso. Ci sono anche motivi di rammarico. Un cruccio sicuramente è il fatto di non riuscire a finire l'ospedale di Conegliano e di non riuscire a fare le nuove aule per la formazione universitaria. Per chi verrà la sfida del futuro della sanità trevigiana, secondo Benazzi, si chiama case di comunità. Qua a giugno avremo tutte le case di comunità, a parte quella di Treviso che è fuori comunque del PNRR, che funzioneranno, e abbiamo anche gli ospedali di comunità, quindi portare quello che oggi si fa in ospedale, portarlo nel territorio grazie alle case di comunità. E circa il suo futuro, in questi giorni si sono susseguite indiscrezioni su un incarico dirigenziale nella sanità privata o una candidatura futura a sindaco di Treviso. Benazzi annuncia una pausa, lasciando anche l'incarico allo IOV. L'unica cosa sicura del mio futuro è che adesso mi prendo un periodo di tranquillità. Ho bisogno veramente di stemperare, le fatiche sono state tante e credetemi non è stato facile gestire una portaerei come l'ULSS 2 e poi si vedrà. Cordoglio nel mondo sindacale trevigiano e non solo nel mondo sindacale. Addio ad Antonio Confortin, storico sindacalista della UIL e presidente dell'ente Parco Sile. Mercoledì alle 15 funerali a Casa Corba di Vedelago. Si è spento sabato a 79 anni Antonio Confortin, storico sindacalista della UIL e primo presidente dell'ente Parco Sile, che seguì anche nella sua istituzione. Per 40 anni presidente della Proloco di Vedelago e nello stesso comune consigliere comunale negli anni 90. Fatale una polmonite che ha aggravato le sue condizioni già fragili di salute. Nel mondo del lavoro e del sindacato tutti lo ricordano per le battaglie a tutela dei lavoratori, in particolare del settore tessile, all'epoca d'oro dello Sport System,
System trevigiano. Qui lo vediamo in un'intervista su uno storico accordo contrattuale per i lavoratori della Diadora. Era il 1987. Questo accordo prevede un aumento salariale per i lavoratori, ma soprattutto una difesa dei livelli occupazionali. Prevediamo che con questo accordo si possa garantire per il 1987 i livelli occupazionali previsti all'interno di questa azienda. Confortin entrò poi nella segreteria nazionale della UIL negli ultimi anni, in quella dei pensionati, che rappresentò a livello provinciale e regionale. Così in un'intervista del 2014, dove avanzava richieste al governo Renzi. Facciamo due richieste ben precise e chiare. La prima è quella di dare gli 80 euro anche ai pensionati, che sono quelli che sostengono le famiglie, che sono quelli che portano avanti le problematiche nelle famiglie, ma che sono molto dimenticati. L'altra cosa, per quanto riguarda sempre i pensionati, che non vogliamo vivere di risposte che non ci vengono date. Bisogna anche ritoccare con forza quei pensionati, che sono tantissimi, non sono il 20% né il 30%, sono molti di più, che prendono 432 euro mensili. Poi l'amore per il Sile, primo presidente dell'ente parco, continuò ad occuparsi del fiume anche dopo la fine dell'incarico, sempre con il suo modo diretto, schietto, senza guardare in faccia a nessuno, come 12 anni fa quando denunciava il degrado delle sorgenti del fiume a Casacorba di Vedelago. È ora di mandare a casa questi che conducono il parco e anche un po' prima, perché se non hanno la voglia e non capiscono cos'è l'ambiente, vuol dire che sono fuori del mondo. Antonio Confortin lascia la moglie Maria Luisa, i figli Massimiliano e Maurizio, la nipote Leila. L'ultimo saluto mercoledì 25 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Casacorba di Vedelago. Spresiano intanto si è stretta oggi attorno al dolore della famiglia di Alberto Ezechia di Lorefice, di 53 anni, trovato senza vita mercoledì scorso nel suo negozio in centro, proprio a Spresiano, in piazza Rigo. Una scomparsa improvvisa per cause naturali che ha colpito profondamente l'intera comunità. Il servizio di Nicola Mercato. Un silenzio carico di commozione, rotto soltanto dal rombo dei motori. Così gli amici motociclisti hanno voluto scortare fino alla chiesa di Visnadello il feretro di Alberto Ezecchiadi, titolare dell'omonima onorificeria in piazza Rigo, volto conosciuto e stimato a Spresiano. Mercoledì sera il dramma. Il 53enne è stato trovato senza vita all'interno del suo negozio. Inutili soccorsi. Una notizia improvvisa che ha colpito profondamente l'intera comunità. In tanti sono rimasti anche all'esterno della chiesa pur di esserci, accanto alla mamma Nazarena, al papà Aldo e al fratello Ivano, un paese intero stretto nel dolore. Durante l'omelia il ricordo commosso di Don Giovanni. Il dolore è lacerante, il dispiacere è forte, perché hai fatto cose degne di non morire, cose a cui neppure la morte decreta la parola fine. Questo ha a che fare con l'affetto, con l'amore, con le amicizie. Alberto era un uomo di grande umanità e disponibilità, sempre pronto ad aiutare, sempre con un sorriso sincero per tutti. Parole semplici ma intense che hanno attraversato la chiesa tra lacrime e sguardi bassi. Poi l'ultimo saluto al feretro, una carezza, una preghiera, un momento di raccoglimento profondo. All'esterno, ad attendere, decine di amici motociclisti, una passione condivisa, un legame che andava oltre l'amicizia. Oggi ti salutiamo con dolore, ma anche con una grande gratitudine, quella di aver condiviso un pezzo di strada con te. E se è vero che si vive finché qualcuno ti porta nel cuore, allora tu, lupo, vivrai per sempre nei nostri cuori. Vivrai nei viaggi in moto, nella musica, nelle risate e in tutto ciò che ci hai lasciato senza nemmeno accorgertene. Ciao lupo. Continua ad ascoltare il rock a tutto volume, ovunque tu sia, i tuoi amici. E così, tra il rombo dei motori e un lungo applauso, Spresiano ha salutato Alberto per l'ultima volta. Un vuoto enorme resta ora nel cuore di chi lo ha conosciuto e chi gli ha voluto bene.
Voltiamo decisamente pagine ai temi dell'attualità. Questa mattina taglio del nastro nel nuovo centro direzionale di mobilità di Marca, MOM, trasferiti gli uffici in via Castellana. MOM è già pronta la nuova stazione all'ex Cuor. Lucio Zanato. Ringrazio ancora una volta il Presidente, ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato. Se avesse avuto la stessa impresa anche in stazione dei treni, probabilmente sarebbe già finita da qualche anno, ma non è un appalto del Comune, però probabilmente finiremo prima all'autostazione delle Corriere, prima della stazione ferroviaria. Nuova frecciatina del sindaco di Treviso al cantiere infinito di Piazzale Duca d'Aosta nel giorno dell'inaugurazione del nuovo centro direzionale della MOM di via Castellana. È una battuta ironica non fatta a caso, ma legata proprio al nuovo obiettivo dell'azienda di trasporto del suo storico presidente Giacomo Colladon. Noi siamo pronti anche tra 6 mesi a battere il Cuor. Ovviamente non dobbiamo creare dei problemi su un'area già fortemente interessata da cantieri, quindi stiamo molto attenti a non creare situazioni di disagio per la gente. Un centro direzionale che dopo l'officina e i parcheggi con distributori e zone per la ricarica elettrica completa l'area di via Castellana costata complessivamente oltre 19 milioni di euro. 74.000 metri quadrati, 260 dipendenti, mezzi che vengono rinnovati nel giro di 2 anni, più di 200 mezzi, insomma continui investimenti. E che mette MOM tra le migliori aziende di trasporto pubblico del Veneto, anche per la determinazione del presidente Colladon, come ha sottolineato il neoassessore regionale alla mobilità. Con il presidente Colladon si è subito instaurato un rapporto di reciproca stima e collaborazione, anche perché ricordo che appena diventato assessore al primo tavolo mi hanno detto: mi raccomando col presidente Colladon andare d'accordo. Assessore che ha ribadito la volontà della regione di arrivare ad un biglietto unico per tutto il trasporto pubblico del Veneto, dove si potrà spostare in Veneto con qualunque tipo di mezzo, su gomma, rotaia, sulla navigazione con un biglietto unico. Questo permetterà di agevolare tantissimo non solo per i pendolari, gli studenti e le famiglie, ma anche per una regione che a livello turistico è la prima, è stata riconfermata prima anche nel 2025. Una modalità che è già offerta agli utenti di MOM. 15 giorni hanno la possibilità di avere il biglietto unico, cioè si può pagare con la carta di credito in tutti i nostri mezzi. Se anche le altre aziende fossero in questa situazione avremmo già creato il biglietto unico, o no? Tornando alla nuova sede, ora c'è da chiedersi che futuro per l'area di via Polveriera, lasciata da MOM e di proprietà del Comune di Treviso. Abbiamo già sul tavolo delle richieste, sia pubbliche che private. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di mantenere un'anima pubblica a quella che è peraltro una gran bella sede, e quindi nelle prossime settimane potremo così annunciare qualcosa, quello che sarà il futuro di quella sede. Pochi istanti di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per portarvi al Teatro Comunale del Monaco di Treviso e raccontarvi l'omaggio che c'è stato ai Giochi Invernali di Milano Cortina con l'Olimpiade di Vivaldi, messa in scena da 13 giovani cantanti provenienti da ben 7 paesi e un'orchestra di 25 elementi, progetto in collaborazione con il Conservatorio di Castelfranco. Treviso rende omaggio alla competizione a 5 cerchi e nel giorno di chiusura dei Giochi Invernali Milano Cortina sul palco del Teatro Mario del Monaco va in scena l'Olimpiade di Antonio Vivaldi sul libretto di Pietro Metastasio. Un filo ideale lega il Comunale all'Arena di Verona, dove si svolge la cerimonia conclusiva dei Giochi, con il dramma di Vivaldi che rimanda alle Olimpiadi dell'antica Grecia. Un progetto importante e internazionale che il Conservatorio ha proposto e che la stagione ha accolto con grande vivacità e grande entusiasmo, soprattutto perché l'elemento essenziale sono sempre i giovani. Abbiamo un cast dai 22 ai 30 anni circa, quindi sapete che il nostro teatro fin da subito una delle prerogative è proprio quella di dare spazio ai giovani e lanciare da questo teatro delle grandi voci del futuro. Sul palco dunque un cast di 13 giovani cantanti provenienti da 7 differenti paesi e un'orchestra
un'orchestra di 25 elementi formata, grazie alla sinergia con il Conservatorio Steffani di Castelfranco, dai migliori allievi degli istituti musicali europei. C'è stata una lunga preparazione dei cantanti alla Fondazione Cini, curati dalla professoressa Bertagnolli, e poi una preparazione anche di tutta l'orchestra, e quindi siamo molto felici dei risultati sia artistici ma anche culturali di questa operazione. Che il Comune di Treviso aveva già previsto, inserendola nel dossier di candidatura di qualche anno fa, che non ci ha consentito di avere il titolo di capitale italiana della cultura, però ha dato la possibilità al Comune di realizzare gran parte di tutto quello che era preventivato nel dossier, e questo è uno di quelli. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca in primo piano con la squadra mobile che ha arrestato in flagranza di reato un 54enne domiciliato a Calalzo di Cadore, aveva pistola e cocaina in casa. È stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina, una semiautomatica 1922 calibro 7,65 dotata di caricatore rifornito e con matricola a brasa. In casa anche 5 grammi di cocaina e attrezzatura per il confezionamento delle dosi. È finito nei guai un 54enne di origini campane, incensurato, domiciliato a Calalzo di Cadore per motivi di lavoro. Giovedì scorso l'uomo, i cui spostamenti erano monitorati da qualche giorno dagli investigatori, è stato fermato per un controllo a Longarone dagli agenti della squadra mobile della Volante. I poliziotti, insospettiti dalla presenza in auto di diversi telefoni cellulari e appunti che riportavano somme di denaro, hanno eseguito un controllo anche a domicilio, all'esito del quale sono stati rinvenuti e sequestrati i 5 grammi di cocaina e la pistola. Arrestato per detenzione d'arma clandestina e indagato per ricettazione, il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari e dopo l'udienza di convalida alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Di Milano Cortina 2026 è ovviamente il giorno dei bilanci dopo la cerimonia di rara bellezza alla quale abbiamo assistito ieri sera all'Arena di Verona. Con Tiziana Bolognani facciamo il punto. Domenica sera, vista sull'Arena di Verona dall'alto, uno scrigno di storia passata pronto ad accogliere il fil rouge che si dipana sin dai primi minuti, che lo trasforma in stadio olimpico, il più antico del mondo ad ospitare l'Olimpiade moderna. Miglior sipario su Milano Cortina 2026 non poteva essere immaginato. 15 giorni dopo la doppia accensione dei bracieri a Milano e a Cortina si tirano le somme dell'evento a 5 cerchi per i colori azzurri da record. 30 medaglie, con la provincia di Belluno a svettare in cima alla classifica nel rapporto fra medaglie e numero di abitanti. Devo dire che è stata una grande soddisfazione, perché forse nessuno di noi pensava che avessimo un risalto così, anche se io devo dire la sincera verità, diverse settimane prima dicevo: mi auguro che poi, finite le Olimpiadi, non dovremo rammaricarci perché non le abbiamo vissute come dovevamo. E devo dire che l'ultima settimana a Cortina, io sono stato su solo un paio di giorni, ma mi hanno riportato che si è riempita di persone da ogni dove. Successo oltre ogni più rosea aspettativa a Cortina, presa d'assalto soprattutto dagli stranieri, tifosi degli atleti che hanno infiammato i siti delle gare, pista da bob, slittino e skeleton, stadio olimpico del ghiaccio, pista Olimpia delle Tofane. I disagi inevitabili ci sono stati. Io ho partecipato a non so quanti tavoli per cercare di definire il tema della viabilità, dei trasporti, eccetera, eccetera. Con l'aiuto di tutta la mia struttura, dei miei consiglieri provinciali, abbiamo fatto un grandissimo
grandissimo lavoro e quindi ci sentiamo un po' anche noi protagonisti di questo viaggio, di questo percorso. Al punto che sui trasporti già si pensa ad un accordo con Dolomiti Bus per trasformare l'hub di Longarone Fiere per l'organizzazione di navette da utilizzare nei weekend per agevolare gli spostamenti degli amanti della montagna. Ma l'Olimpiade non è ancora finita. Tra pochi giorni la provincia di Belluno sarà di nuovo protagonista delle Paralimpiadi invernali. Anche questo sarà un grandissimo momento, ci sarà la cerimonia inaugurale proprio a Verona e poi ci sarà quella di chiusura il 15 di marzo a Cortina. E devo dire che sarà molto più forte, con la speranza che i nostri atleti, René De Silvestro sarà sicuramente uno dei nostri atleti di punta e fra l'altro portabandiera, quindi noi dovremo essere lì a spingerli ed aiutarli, perché poi le emozioni che abbiamo visto nei volti di chi ha vinto le gare, la delusione di chi non ce l'ha fatta, non ha vinto le medaglie, anche questa rimane un po' scolpita nelle nostre menti, nei nostri cuori. La città di Belluno ha perso una delle sue anime più belle. È morta Alessandra Rotelli, per tutti ignania, ed era conosciuta per la sua attività di commessa nei negozi del centro. Alessandra Rotelli se n'è andata all'improvviso a soli 58 anni, lasciando dietro di sé il rumore squassante di un vuoto incolmabile. Gnagna Rotelli è stata la commessa delle più note boutique del centro cittadino e in tutti i punti vendita ha rappresentato il non plus ultra della professionalità, della gentilezza, dell'empatia, della simpatia e del rispetto. Una vera e propria istituzione del commercio della piazza di Belluno, il sorriso, la sua cifra distintiva, inconfondibile. Ieri mattina, dopo una passeggiata, al rientro a casa non si è sentita bene e prima di affrontare un pomeriggio di lavoro ha preferito dedicarsi un po' di riposo. Non si è più ripresa e i soccorsi si sono rivelati inutili. Alessandra Rotelli avrebbe dovuto prendere servizio nel reparto uomo del negozio Steam in Piazza dei Martiri. Arrivava sempre in anticipo e il suo ritardo, seguito da un silenzio sospetto, ha impensierito la collega Rita, tramortita dalla notizia ferale arrivata pochi minuti dopo le 15 e che ha pietrificato chiunque, colleghi, amici, conoscenti. Oggi pomeriggio, in segno di rispetto, le porte di Steam sono rimaste chiuse. Ciao Gnagna, si legge sulla comunicazione appesa all'ingresso. Alessandra Rotelli si stava avviando a concludere gli ultimi mesi di lavoro prima della pensione. Tutti, commesse e commessi, a Belluno hanno imparato da lei, che incarnava tutti i valori e a tutti li trasmetteva. Per rispettare le sue volontà l'ultimo saluto avverrà in forma privata, ma la famiglia, la sorella Francesca e il compagno Luca promuoveranno una raccolta fondi da devolvere in memoria di Alessandra ad un'associazione legata alla montagna. Con la scomparsa di Alessandra Rotelli, Belluno perde una sua testimone preziosa, degna erede del papà Virginio, naturalista e botanico, premio San Martino nel 2012, morto poco più di 10 anni fa. Ma questa sera ci lasciamo con le immagini più belle di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Olimpiadi che vi abbiamo raccontato giorno per giorno. In questo servizio con il montaggio di Francesca Pezzo abbiamo messo insieme i momenti a nostro giudizio più significativi e con queste immagini ci lasciamo. Buona serata, subito dopo ovviamente ci sarà il meteo. Buon proseguimento.